quando è arrivato il terzo tutto incappucciato mi ha aperto la portiera dell'auto e ha iniziato a sferrarmi calci e pugni. Il volto ancora vistosamente segnato, l'aggressione subita da un gruppetto di ultras domenica pomeriggio fuori dalla sua azienda, l'apice di una situazione degenerata giorno dopo giorno con tifosi e giocatori istigati, dice, contro di lui. Dalla sua casa di Silea Tiziano Nardina, tutt'oggi presidente del Treviso Calcio, parla a ruota libera e mostra le carte. Questo è il contratto che io ho firmato con Vissoli, che lui non si è mai fatto avanti, che porta la data del 13 di settembre. Boicottati fin dall'inizio, dice Nardina, a favore delle società minori. Lei ha puntato il dito contro il comune. Sì, perché il comune automaticamente mi ha sempre ostacolato. Ci ha bloccato lo stadio, ci ha bloccato tutto, tirando fuori di tutto di più. Adesso cosa succederà, Presidente? Ma io sono qua pronto a cederla a chi prima arriva. Si parla di 3 cordate attualmente in lizza. Leggo anch'io i giornali, risponde, ma con me non ha ancora parlato nessuno. Nardin conta di cedere la società entro la fine della settimana. Non lo rifarei, no, perché in questa situazione qua cioè, ho sbagliato, perché ho sbagliato io certi passaggi, posso dire sì, mia colpa. Però se dovessi fare una cosa del genere, prima prenderei lo stadio. Quando ho in mano lo stadio andrei a valutare se c'è da prendere una squadra di calcio, non al contrario. È pentito? Sì, molto.